Si torna a parlare di voucher e del decreto dignità oggi e delle divergenze politiche sorti tra i due maggiori referenti del governo nazionale, i 5 Stelle da un lato, contrari di principio a reintrodurli, mentre quelli della Lega favorevoli a rimetterli. A confermarlo anche il sottosegretario al lavoro che giorni fa era presente ad Agrigento al congresso generale provinciale dell'UGL. I voucher torneranno, c'è una fortissima richiesta per i voucher, in particolare per i lavori stagionali, per esempio penso alla vendemmia, alla raccolta del grano, come periodo raccolta delle pesche, ecco, molti imprenditori rivogliono l'uso dei voucher. Allora, io credo che il mini voucher sia un elemento fondamentale per il rilancio dell'economia, specialmente in alcuni settori dove si favorisce soltanto il lavoratore in nero. Stiamo discutendo e discuteremo in questo Parlamento, sia nel decreto dignità, di capire come poterlo inserire. Certo non potrà essere fatto un abuso di come è stato fatto prima. Ecco, per le aziende, in particolare per i giovani, cosa pensate di fare? Perché ancora il gap è alto per le assunzioni, molta gente ancora, specialmente del sud, paghiamo la formazione e poi vanno al nord. Ecco, per questo ci può essere un'inversione di tendenza che tanto avete sbandierato durante la campagna elettorale, cioè effettivamente i ragazzi siciliani torneranno a lavorare qui, in particolare nella nostra Agrigento, restano solo chiacchiere? Allora, innanzitutto io ho questa terra nel cuore, mi piace tantissimo, appena mi è stato chiesto di poter venire è stata una delle mie prime uscite fuori perché ci credo tantissimo in questa terra e su questo faremo sicuramente delle iniziative, sicuramente faremo il taglio del cuneo fiscale, ma non basta secondo me, perché la riforma dei centri per l'impiego, secondo me con l'innesto di vera economia e di sviluppo possiamo far sì che i giovani possano andare a lavorare. Credo, e qui prendo spunto dalla domanda che lei mi ha fatto prima, che ciò che ha detto Boeri sull'immigrazione, quello crea sicuramente non voglia di poter creare per i posti per i giovani.